Eccoci, siamo qui davanti all'ospedale di Padova, c'è con noi il professor Paolo Navalesi, direttore della terapia intensiva. Una cosa interessante, l'abbiamo già sentita nei giorni scorsi, ma forse spiegata da lui è interessantissima, il fatto che lui in questi giorni sta sentendo molti colleghi italiani, ma soprattutto internazionali, anche un suo amico medico a Wuhan, e tutti gli dicono una cosa del genere noi non l'abbiamo mai vista. Buongiorno, professor Navalesi. Sì, buongiorno, confermo, abbiamo rapporti continui con i colleghi di Milano, di Bologna, di Roma, ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo contatti anche con i colleghi degli Stati Uniti, del resto d'Europa. L'altro giorno ho fatto una conferenza telefonica col collega che a Wuhan ha gestito tutte le terapie intensive, mi ha dato alcuni consigli veramente molto utili. In primis il fatto che esiste un ritardo fra il picco dei contagi e il picco dei ricoveri in terapia intensiva di circa 7-14 giorni, quindi molta cautela, molta attenzione, non mollare la guardia. E l'altro aspetto, che da alcuni riscontri autoptici sui pazienti che sono deceduti hanno scoperto che il virus in realtà non ha un tropismo solo per il polmone, ma anche per altri organi, in particolare il cuore. Il 30% dei pazienti aveva in qualche grado una compromissione del miocardio. La terapia intensiva di Padova è chiaramente sotto stress ormai da più di un mese. Come vi siete organizzati? Ma allora, devo dire che, mi scusi, toccando tutto il ferro che c'è, noi finora abbiamo dato una risposta molto efficace. I primi pazienti sono stati allocati nella terapia intensiva più grande, quella del collega ospedaliero, dopodiché sono state aperte delle terapie intensive, 2 terapie intensive aggiuntive dedicate al Covid presso la struttura universitaria diretta da me, per un totale di 21 posti aggiuntivi che, mi creda, non sono uno scherzo, è un impegno serissimo, perché non sono solo i letti, sono le persone, reclutare medici, infermieri, formarli in qualche grado, perché ci sono anche persone che non erano propriamente esposte al lavoro in terapia intensiva. Ma non è solo la terapia intensiva, abbiamo istituito una semi-intensiva che funziona molto bene e che fa da camera di decompensazione coi reparti. I reparti hanno espanso la loro potenzialità e trattano pazienti di una gravità notevole, quindi grande sforzo dei colleghi delle medicine, delle cliniche mediche, grandi sforzi dei colleghi pneumologi e, mi permetta, anche grandi sforzi nostri, dei miei medici e dei miei infermieri, che stanno facendo turni massacranti e stanno ottenendo un livello di assistenza che a volte sorprende anche noi, nel senso, sono veramente bravi e non stanno guardando né l'orologio né la stanchezza, mi piace dirlo, ecco. Sono molto orgoglioso. Grazie mille al professor Navalesi, grazie per tutto quello che state e che stanno facendo i sanitari in questo momento. A voi la linea.